Cordiale buonasera dalla redazione del notiziario BWC. L'opinione pubblica si chiede ciò che effettivamente nasconda il comunicato emesso dal Ministero della Sanità concernente una fuga di gas radioattivo che si sarebbe verificata ieri nella centrale nucleare di Stato. Notizie attendibili di fonte ufficiale, pervenute questo pomeriggio alla nostra redazione, sottolineano la gravità dell'avvenimento. Si sostiene che il pronto intervento dei servizi di sicurezza ha circoscritto gli eventuali danni provocati nella vita dell'ambiente. Ciao, Miller. Il direttore ti sta aspettando. Puoi andare. Il quasi contemporaneo arrivo nella nostra città del professor Unger, Salve, Miller. uno dei principali ideatori della centrale nucleare, ci permetterà di attingere notizie più dettagliate sul preoccupante argomento. Ha sentito? L'arrivo è previsto per domattina alle 11. Si porti uno dei migliori operatori con sé. Perché manda me a intervistarlo? Perché voglio un'intervista esauriente che tranquillizzi l'opinione pubblica. Non le basta la verità, pura e semplice. Lasci perdere i sofismi, Miller, e faccia quel che le ho detto. Io non manipolo le notizie, non fa parte della mia etica professionale. Non è ancora arrivato. Controlla gli altri settori di parcheggio. Subito. Circle OK. Break a circle on 65265. Clipper 981. Glistric standby. Glistric Tower. This is flight 777. Roger. Ehi Willy, scusa un attimo. Che succede? C'è una traccia non identificata. Rilevamento? 30 miglia a nord-est, altezza approssimata a 5.000 piedi. Torre di controllo a servizio, traccia in avvicinamento a nord-est. Distanza circa 30 miglia. Già notato. Corrisponde ai dati in nostro possesso. Stiamo cercando di identificarlo. Prova a prendere contatto. Traffico a nord-est dall'aeroporto di Gliswick. Qui è la torre, qualificarsi. Traffico a nord-est dall'aeroporto di Gliswick. Ripeto, qualificarsi.
Può darsi che abbiano la radio in avaria. È un Hercules militare da trasporto. Però strano. Perché non usa il segnalatore d'emergenza? Scende di quota. Sembra deciso ad atterrare sulla 25. Fa sgombrare la pista e dichiara subito l'emergenza. Ehi, gente, che scherzo è? Dove sono i piloti? Sarà meglio chiamare la polizia. Pronto? Pronto, emergenza! Ma che diavolo sta succedendo? Non ci capisco niente. Andiamo a vedere. Allora? Non risponde nessuno. In nome della legge, aprite i portelli! Ripeto, in nome della legge, aprite i portelli! Ripeto, aprite subito, è un ordine! Avete 30 secondi per eseguirlo. È il professor Angenbeck. Attenti! Attenti, fuoco! Indietro,
mio Dio, è incredibile. È assurdo. Andiamo via. Andiamo. Hello, Gliswick Tower. Circle 576. Rispondete. Hello, Gliswick Tower. Circle 576. Rispondete. Sospendi le missioni. Dobbiamo trasmettere un comunicato straordinario. Il capo è d'accordo. Non c'è tempo per avvisarlo. Sono io il responsabile del telegiornale o no? E chi lo mette in dubbio, signor Miller? I tuoi desideri sono ordini. Su, sveglia, Terry. Sfodera il sorriso delle grandi occasioni e annuncia Miller. Comunicato straordinario. Signori e signore, fate attenzione, prego. Sospendiamo momentaneamente il programma Tutto il mondo è musica per un'edizione straordinaria del telegiornale. Al termine del notiziario riprenderemo regolarmente la trasmissione interrotta. Grazie. Oh, che rabbia! Proprio adesso quando cominciavo a scaldarmi le gambe. Ma sta zitta, scema, fammi sentire. Alle 11 di stamattina un avvenimento senza precedenti si è verificato nel nostro aeroporto. Un aereo di nazionalità sconosciuta è atterrato ignorando completamente le istruzioni della torre di controllo. Le forze di polizia, immediatamente concentratesi sul luogo dell'atterraggio abusivo, hanno circondato il velivolo e intimato ai suoi subito. occupanti di uscire e Non di dubiti, verificarsi. direttore. L'ordine non ha sortito alcun effetto. Che cosa state combinando? Chi ha interrotto la trasmissione? Non te la prendere con me, io non c'entro, è stato il capo a telefonare. Stronzo. Mi piacerebbe sapere chi c'era in quell'aereo. C'erano gli UFO, te lo dico io. Prima o poi dovevano arrivare. Sei no? sempre il solito fumettaro. Voi dite quello che volete, ma io stasera a casa proprio non ci torno. Vieni a dormire con me, ci penso io a difenderti. Già, è da questo che mi difende a me. Ma volete piantarla? Torniamo in onda fra 2 minuti. Muoviti tu. Possibile che non si renda conto delle grane che ci stava procurando con quel suo comunicato? E del casino che ne sarebbe seguito? Me ne rendo conto perfettamente, generale Marchison. Ma io sono un giornalista e il mio lavoro è dare informazioni al pubblico. Signor Miller, mi stia a sentire, con attenzione. È successo qualcosa di molto grave oggi all'aeroporto. Ma fino a quando non avremo portato a termine l'inchiesta e adottato le contromisure necessarie, niente deve trapelare, capisce? Niente. Il Ministero della Difesa ne fa assoluto divieto. Generale, io me ne fotto dei vostri problemi. In uno Stato democratico, nessuno può permettersi di chiudere la bocca alla stampa, qualunque ne sia la ragione. Come vuole. Signor Desmond, in qualità di direttore dell'emittente,
La riterrò direttamente responsabile nel caso di propagazione di notizie tendenziose. Lei sa bene che cosa rischia, immagino. Non si preoccupi, non trasmetteremo niente senza la sua autorizzazione. Grazie. Buongiorno. Ne ho piene le scatole, Miller. Da adesso si consideri sospeso a tutti gli effetti. No, si sbaglia. Sono io che vi pianto. Va bene, ho capito. Sì, certo. Scusami, cara, ho fretta. Pronto? Pronto, Lisa? Mi passi mia moglie. Sì, sta uscendo proprio in questo momento. La raggiunga. Svelta, la prego. Subito, signore, subito. Signora Miller! Signora Miller! Mi dispiace, signore, io non ho fatto in tempo. Ma penso che la potrà trovare senz'altro tra una mezz'ora in ospedale. Ma si è detto che oggi non si sentiva bene e sarebbe rimasta a casa. Non so che dirle, forse avrà cambiato idea. Va bene, Lisa. La ringrazio. Pronto? Il maggiore Warren, per favore. Sono io. Qui è la difesa civile. Il generale Marchison desidera che lei venga immediatamente al quartier generale. Può spiegarmi di che si tratta? Glielo spiegherà il generale in persona. Venga subito. Procedura di massima urgenza. Mi dispiace. Riprenderemo il discorso questa sera. Che c'è? Non ti piace? No, al contrario. Ma ogni volta che la guardo ho una strana impressione come... Come di morte. È questo che volevi dire. Su, ammettilo. Forse. Vedi, è la prima volta che una delle tue sculture mi dà questo senso di angoscia. È buffo, ma è così. Non posso dire che tu abbia torto. Sai, quando la osservo con distacco, a freddo, voglio dire, quando non sono impegnata a modellarla, ho quasi la sensazione che non sia uscita dalle mie mani, ma da quelle di un altro essere. Un essere estraneo a me. Questa, mia cara, è fantascienza. Metapsichica, semmai. Comunque è meglio non dar peso a certe sciocchezze. Se vuoi la distruggo. No, niente affatto. Hai idea di quello che il mondo avrebbe perduto se Michelangelo avesse distrutto le sue opere su richiesta del maggiore Warren? Io non sono Michelangelo. Per me sei molto di più. Sveglia, maggiore. Non ci arriverai al comando se continui a scherzare. Camera 1 via, carrello veloce indietro. Pronti 2, via.
Forza civile, qui è l'emittente BWC. Siamo stati attaccati. Fate presto, ci ammazzano tutti! Fuori, fuori! Salve, filosofo. Come va la vita oggi? Tutto bene? Tutto male. In un mondo assurdo come questo dove la gente si preoccupa solo di far denaro. Ma no, non è vero. La gente si preoccupa anche della tua ulcere. Temperatura? Normale, dottor Miller. Va bene, continui con gli antibiotici ogni 8 ore e assoluto riposo. Eccoci qua. Ciao, Jim. Beh, come ti senti oggi? Abbastanza in forma, ho tanta fiducia in lei. Devi stare calmo e non preoccuparti. E stasera il professor Kramer ti farà una piccola incisione e domani mattina ti sveglierai guarita. Vedrai, entro un mese potrai tornare a giocare a football. Dice davvero? Certo. Sa, questa notte ho fatto un sogno orribile. Mi sembrava che ci fosse la guerra. Ho visto una grande esplosione, un'esplosione atomica e poi sangue, tanto sangue. Tu sogni troppo e male. Jim, non devi pensare alla guerra e alla morte. Tu devi pensare soltanto alla vita. D'accordo? D'accordo. A più tardi, eh? Sì. Le ultime notizie segnalano la presenza degli aggressori qui e ancora qui. Questo ci permette di individuare le loro presumibili direttrici di marcia, dall'aeroporto verso la città e poi approssimativamente in direzione nord-est. Non sappiamo se tutto ciò rappresenti un piano predeterminato, ma dobbiamo comportarci come se lo fosse. Non abbiamo scelta. Purtroppo le notizie che ci giungono dai vari centri informativi e per ultimo dall'Accademia Nazionale delle Scienze risultano sommarie e incomplete, ma ci suggeriscono anche se in modo molto vago il tipo di contromisure che noi possiamo adottare. Proceda pure. È il cadavere di uno degli aggressori. È stato raccolto sulla pista dell'aeroporto. L'autopsia esclude in maniera categorica che si tratti di un alieno. La sua struttura molecolare conferma che è un essere umano. Può sembrare un paradosso, data la situazione.
Colonnello, prego. Colonnello Fred Donald, dell'Istituto per le ricerche sulle radiazioni atomiche. L'esame di vari campioni prelevati dal cadavere che state adesso osservando ha rilevato nei tessuti la presenza di un tasso di radioattività molto superiore alla media sopportabile da un normale organismo umano. Inoltre le cellule presentano deformazioni strutturali che testimoniano un processo più o meno recente di rigenerazione dei tessuti. Può esprimersi in modo più elementare? Molti dei suoi colleghi non possiedono un'adeguata conoscenza specifica del problema. In altre parole, tanto questo come gli altri individui consimili sono stati soggetti all'assorbimento di forti radiazioni atomiche che hanno potenziato le loro capacità fisiche oltre il normale. Quanto oltre? È difficile dirlo. Resta il fatto che quelle cellule, sottoposte a tutti i trattamenti da noi conosciuti, sono risultate praticamente indistruttibili. Insomma, una specie di superuomini. Molto di più, generale. Che intende dire? Che il potenziamento abnorme delle qualità vitali dona alle cellule di questi individui una diretta capacità genetica. Di conseguenza, le loro vittime sono oggetto di un'immediata contaminazione qualora subiscano delle semplici ferite. Questo significa che sono in grado di ridurci tutti come loro. Sì, è più o meno quello che può accadere. E lei afferma che non possono essere annientati dalle nostre armi. Certamente la loro materia no. Scusi, colonnello, non è la stessa cosa? Non esattamente. Una macchina può essere indistruttibile, però qualcosa si può ottenere bloccandone il funzionamento. Come? Interrompendo il processo di alimentazione, per esempio. La contaminazione atomica distrugge rapidamente i globuli rossi. Questa è la ragione per la quale costoro hanno bisogno continuamente di sangue fresco. Ma non è tutto. Per quanto riguarda un organismo umano, anche se potenziato, la fonte di ogni movimento è sempre il cervello. Una lesione ai centri nervosi può provocarne la paralisi e di conseguenza il definitivo blocco dell'intero organismo. Vuol dire che solo sparandogli nel cranio possiamo fermare quei mostri? Questo cadavere ne è la prova. È il solo corpo privo di vita che abbiamo trovato. Presenta una totale distruzione del cervello. Grazie, colonnello. Generale Ridman, lei ha afferrato il concetto. L'ordine a ogni soldato e agente di polizia è sparare al cervello. Sia molto preciso su questo punto. Quanto all'impiego delle forze, adotteremo il piano d'emergenza H. Terremo la variante B di riserva nel caso la situazione dovesse sfuggirci. È tutto per il momento, signori. Grazie. Warren, devo parlare con lei. Generale Murchison, posso fare una telefonata? Va bene, si sbrighi. Agli ordini. Sì, subito. Parli. Un momento, prego. Sì? Dica. Pronto? Ah, sei tu, caro. Scusa, ma ero su nel bagno a lavarmi i capelli. Sai, voglio essere in piena forma per questa sera. Purtroppo temo che non potremo uscire questa sera. Ma perché? No, ora non posso spiegarti. Ma scusa, caro. Ti prego di seguire alla lettera le mie istruzioni senza chiedermi niente. Hai capito? Ho capito perfettamente. Io, insomma, dovrei fare tutto quello che dici tu e non chiederti il motivo. Il tuo è un tipico disgustoso atteggiamento da maschio. Non scherzare, la faccenda è maledettamente seria. Chiudi porte e finestre e non aprire ad estranei per nessun motivo, mi raccomando. Appena posso vengo a trovarti. Ma in ogni caso, assicurati che si tratti di me, chiaro? Più che chiaro. Ma che ti succede? Sei diventato geloso tutto a un tratto? No. Puoi pensare quello che vuoi, però per amor di Dio, fa come ti dico. D'accordo.
Policlinico Nazionale, desidera? Attenda in linea, prego. Il dottor Miller è desiderato al telefono. È per lei, dottor Miller. Suo marito in linea. Digli che sono molto occupata. Se può richiamare più tardi. Grazie. Mi scusi, signore, ma il dottor Miller adesso sta entrando nella sala operatoria. Prega di richiamare più tardi. Ma io devo parlarle subito. È urgente, lei non può. Mi dispiace. Ho capito. Grazie. Sbrigati, Jessica. Il camper è pronto. Rimesso a nuovo. Va bene. Tra un minuto esco. Hai già caricato tutto? Sì, ho anche fatto il pieno. Vado a rispondere. Ma no, dai, lascialo perdere il telefono. Sarà il solito scocciatore. O magari tuo padre, che come sempre vuol sapere dove andiamo, dove ci fermiamo, se abbiamo soldi abbastanza. Già, può darsi. I generali sono tutti dei maledetti pignoli e il generale Murchison non fa davvero eccezione. Chi me l'ha fatto fare di sposare Jessica Murchison? Non sono passati neppure 3 mesi e già ti sei pentito. Sono un pacifista io, odio le uniformi. Signora. Salve. Buongiorno, signora. Suo Buongiorno. padre mi manda a dirle che dovete raggiungerlo immediatamente al quartier generale della difesa civile. Ma non capisco. Al quartier generale. E perché? Ha tentato più volte di mettersi in contatto telefonico con la villa, ma nessuno rispondeva. Vi prega di non perdere tempo. Ho la macchina qui fuori. Ma è successo qualcosa? Suo padre le spiegherà tutto di persona, signora. Sarà scoppiata qualche guerricciola. Va bene. Ci aspetti in macchina. Veniamo subito. Pronto, mi passi il generale Murchison. Sono sua figlia. Un momento, attenda all'apparecchio. Il generale è in riunione. È caduta la linea, non si sente più niente. Senti, io direi di squagliarcela. Non mi va di passare il mio weekend con dei generali. Neppure a me, Bob. Sai che ti dico, semmai lo chiamiamo da fuori. Svelta, non perdiamo tempo. Cerchiamo di fare in modo che quel fesso di soldato non si accorga di niente, ok? Dai, andiamo su. Non c'è nessuno, dai. Mi chiami la dottoressa Miller, per favore, sono suo marito. Mi dispiace, signore, ma il dottor Miller è in sala operatoria. Sta assistendo il professor Kramer in un difficile intervento chirurgico e abbiamo ordine tassativo di non disturbare. Senta, devo vederla. Non posso aspettare. Mi dispiace, signor Miller, gli ordini sono ordini. Emergenza 24, attenzione. Abbiamo raccolto sulla 12ª una donna con la gola squarciata. Urge plasma. Ma che diavolo sta succedendo oggi? Siete alla 6ª emergenza in solo 2 ore. Va bene, va bene. Provvediamo subito per la trasfusione. Il dottor Sanders. Subito. Dai, alza. Svelto. Forza. Whitty, lasciatelo passare.
Entra, Whitty, chi aspetti? Avanti! Che è successo? Un incidente! Chiamate l'ambulanza, ci sono feriti! Qui la situazione è critica e purtroppo anche la centrale elettrica sud è stata gravemente danneggiata. Abbiamo mandato una squadra speciale del genio, ma ci vorranno delle ore per rimetterla in funzione, se tutto va bene. Allora? Tutti i gruppi elettrogeni e le fotoelettriche sono stati inviati nei punti chiave della città. Molto bene. Marchison. Signori, il governo segnala l'arrivo di altri aerei pieni di contaminati, ma ci ordina di mantenere il segreto per motivi di ordine pubblico. Generale, non possiamo tacere alla gente il pericolo che corre. È assurdo. Il governo non la pensa così. Cercheremo di tenere sotto controllo gli edifici pubblici, le caserme e gli ospedali per quanto è possibile. Dopodiché... Non ci resta che una soluzione. Appunto, Warren. Quella di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza e la legge marziale. Piano, eh? Che cos'è? È ferita alla gola. È di brutto anche. Su, svelti, in sala di rianimazione. Un anestesista! È urgente! Muoviti, presto! Ma che cosa combinano quei deficienti lassù? Perché non mettono in funzione i gruppi elettrogeni? 2 complessi sono in avaria. Stanno cercando di attivare il terzo. Basterà appena per noi e per l'emergenza. Avete controllato le pulsazioni? Deboli ma continue. Proseguite con l'ossigeno diretto. E tu stai fermo con la lampada. Finalmente. Faccia un salto in emoteca e mi porti altro sangue. In fretta, per favore. Subito, professore. Aiuto! Per favore, aprite! Aiuto! Oddio, mi manca l'aria. Non resisto più. Non possono lasciarci qua dentro. Mi sento mancare. Fateci uscire! Aprite! Aprite, presto!
vuole? Jim! Oh no, Jim, non è possibile. Aiuto! 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 Ah, dove sei? Sono io, Anne, non temere. Sei tu. Oh. Calmati, calmati. Oddio, è orribile. Tu non puoi neanche immaginare una strage, una strage. Lo so. Vieni. Non si può operare con questa confusione. Si muova, li faccia star zitti. Ferma, non ti muovere. L'uscita di servizio a destra. Vieni. Aprite, aprite! Oddio, non respiro più. Mi sento mancare. Soffro di cuore. Aiutatemi. Aiutatemi. Non spingete, state fermi. Se vi agitate così consumerete più aria. E sarà peggio per tutti. Ma perché non fanno qualcosa? Hanno i comandi a mano, possono benissimo tirarci giù. Perché non ci provano almeno? Ha ragione. Fateci uscire! Coraggio, non piangere. Guardate, sta scendendo. State indietro! State indietro, ragazzi! Fermi! Indietro!
Abbassati di quota e vira a sinistra, dai! AF3 a comando base. AF3 a comando base. Qui Maggiore Warren. Stiamo sorvolando come previsto le zone periferiche. Sino adesso nessuna traccia di contaminati, solo alcune auto dirette fuori città. Notizie di sua figlia? No, purtroppo. Spero solo che sia in salvo. Mi dispiace, Murchison, veramente. Grazie. Friedman, la situazione si fa pesante. Molte zone del paese sono isolate. Gran parte delle linee telefoniche è fuori uso. E quel che è peggio, il collegamento con la sede del governo è saltato. Dobbiamo dichiarare immediatamente lo stato di emergenza. Ma si rende conto delle... Certo che mi rendo conto delle conseguenze. Ma non ho altra scelta, mi crede. Capisco. Quali sono i suoi ordini? Metta in stato di allarme le basi aeree 112 e 401. Che si tengono pronte con gli elicotteri. Ed eventualmente con delle squadriglie di caccia a bombardieri. Cercheremo di sbloccare la situazione prima che sia troppo tardi. Prima che anche noi diventiamo tutti dei contaminati come loro. Dichiarato lo stato d'emergenza. È fatto quindi obbligo a tutti i cittadini di chiudersi nelle proprie abitazioni, oppure di porsi sotto la protezione della polizia e dell'esercito. Gli automezzi privati potranno circolare solo se autorizzati dal comando della difesa civile. È spaventoso. Come può accadere una cosa simile? Fa parte del ciclo vitale della nostra razza, purtroppo. Creare per distruggere, fino ad essere distrutti noi stessi. Parole. La realtà è che ci troviamo di fronte a dei mostri. Certo, creati da altri mostri che hanno nella loro mente uno scopo ben preciso, la conquista di un potere sempre maggiore. Ma questa volta almeno non ci saranno giustificazioni storiche se qualcuno di noi riuscirà a sopravvivere. Pensi che sia possibile fermarli? La contaminazione è come una macchia d'olio. Chi può dire quanto si è esteso il contagio fino a questo momento? Hide away from me. Il pericolo della contaminazione. Scuole e uffici rimarranno chiusi a tempo indeterminato. Turisti, campeggiatori e coloro che si trovano in viaggio per motivi di lavoro dovranno raggiungere immediatamente i più vicini centri abitati. Il governo ha disposto inoltre che in ottemperanza... Basta, Jessica, con la musica, mi dà sui nervi. Che ti prende, Bob? Stai diventando un po' troppo nervoso. Ho ascoltato adesso il giornale radio. Sembra che sia successo qualcosa di grave in città. Hanno dichiarato lo stato di emergenza. Lo stato d'emergenza? Ma c'entra mio padre? Non so che dirti, non ho capito bene. Comunque, è meglio che ti riporti subito a casa. Ma come? Se siamo appena arrivati. Io non ho nessuna intenzione di rovinare il nostro weekend. Me ne frego dell'emergenza. Cara, stammi bene a sentire. Tu sei la figlia del generale Murchison. Ho il dovere di riportarti indietro. Inoltre, qui c'è qualcosa che non va. Cosa? Questo continua a abbaiare, e senza che si vedano cani in giro. E inoltre non passa una macchina da più di un'ora. Non è normale. In un posto come questo, sempre pieno di roulotte. Già. Senti, sono quasi le 10. I Jones stanno per arrivare. Parliamo con loro. Loro sanno certamente cosa è successo in città. Come vuoi. Bob, corri!
Pare bruciato vivo. Eccomi! Marta! Senti! Finalmente! Marta, che succede? Ehi, ma che vuoi fare con quell'arnese? Sheila, mi senti? Rispondi, ti prego. Sono io, Cindy. Sheila, ti prego, aprimi. Ti scongiuro. Ho paura a star fuori. Aprimi. Sheila, per favore, apri. Sono sola, sta tranquilla. Apri la porta. Oh, Sheila, credevo di impazzire. Non ce la facevo più a rimanere chiusa dentro casa da sola. Calmati, su, vieni. Johnny è partito e la donna delle pulizie non è venuta. Non ho fatto altro che sentire rumori sul tetto, in cantina, dappertutto. Avanti, vedi di calmarti adesso. Qui siamo al sicuro. Almeno per il momento. Warren ci raggiungerà appena gli sarà possibile. Dio mio, Sheila, cosa sta succedendo? Non lo so. Davvero non lo so. Hai provato a contattare Gracie? Suo marito è al Dipartimento delle Comunicazioni o qualcosa del genere. Ma come facevo? Il mio telefono è bloccato da più di 3 ore. Sei sicura? Non funziona neanche questo. È probabile che ci sia un guasto in tutto il quartiere. Ci vuole un drink. Su, bevi. Ho paura, Sheila. Una paura maledetta. Alla radio dicono di restare dentro casa e di sbarrare porte e finestre. Io l'ho fatto. Ho chiuso persino il condotto del carbone in cantina. Che cosa hai detto? Che ho chiuso il condotto del carbone in cantina. Che stupida, ma come ho fatto a non pensarci? Aspetta un momento, non mi lasciare qui sola. Vengo giù con te. Meno male che me l'hai ricordato. Oh, cos'è stato? Niente, accendi la candela e aspettami qui.
Perché non ci hanno fermato? Abbiamo una Croce Rossa bene in vista. Qualcosa non va. La benzina. Stiamo per rimanere a secco. Là. C'è nessuno? Ann, puoi scendere, vieni. Non c'è nessuno qua dentro. Beh, che te ne pare? Un po' vistoso, ma sempre meglio di questo. Come all'epoca western. Più o meno. Solo che allora non esisteva il caffè solubile confezionato sotto vuoto. Un altro vantaggio della civiltà moderna. Come la Coca-Cola, come l'energia nucleare. E così, credimi, stiamo vivendo nel secolo dei vantaggi. Buono. Ma non credi che dovremmo rifiutare molti di questi vantaggi? Sì, forse dovremmo. Comunque, non è colpa della scienza e della tecnologia, ma degli uomini. Ci vantiamo di aver inventato i computer e non siamo stati capaci di prevedere un macello come questo. Quanto durerà? Non lo so. Però una cosa è certa. Abbiamo tutti la nostra parte di colpa. Ma basta pensare alla vita che abbiamo condotto per tanti anni, rinchiusi dentro città assurde, in una giungla di acciaio e cemento come dei robot. È triste, ma è così. Doveva succedere il peggio per aprirci gli occhi. Speriamo che non sia troppo tardi. Le ultime notizie pervenute dal Comando della Difesa Civile segnalano la presenza di gruppi di sabotatori alla periferia estrema della città. Gravi danni si registrano in alcuni edifici pubblici, mentre il Policlinico Nazionale la scorsa notte è stato oggetto di un vero e proprio attacco da parte di individui contaminati da radiazioni atomiche. Si parla di 37 morti e di numerosi feriti. Le autorità militari hanno disposto che tutti i reparti... Forse, Ann, è meglio proseguire. Prendi più viveri che puoi. Io faccio benzina. Ce n'è uno là fuori, l'ho visto, l'ho visto!
Non reggerà per molto. Cerca della stoffa. Qualcosa che bruci. Quando ti faccio segno, apri la porta, capito? Ma non credi che Zitta! sia... Fa come ti dico e non discutere. D'accordo. Ora! Via! Ne vuoi ancora? No. Non devi lasciarti andare. In momenti come questo, la volontà è tutto. Sono stanca da morire. E ho paura. Non ce la faccio più. Dean, per favore, aiutami. Calmati. Non ti accadrà niente finché siamo insieme, te lo prometto. Ma è necessario andare via di qui il più presto possibile. Dove? Ma non capisci che non riusciremo mai a salvarci? Quelli sono dappertutto. Loro non ci inseguono, ci aspettano. La nostra è un'agonia assurda. Siamo come due mosche in una tela di ragno. Non ce la faremo mai, mai, mai! Basta! Oh. Giù! Vai! Di corsa e non ti voltare! Vai! Eccoli là, abbassati. Abbassati ancora! AF3 a comando base. AF3 a comando base. Ne ho individuato un gruppo. Si stanno muovendo verso est in direzione dell'acquedotto centrale. Temo che vogliano sabotare le condotte. Dite al generale Murchison che bisogna intervenire subito. Disponga un attacco in forze dell'aviazione. Passo.
Comando base ad AF3, messaggio ricevuto. Passiamo immediatamente la vostra richiesta al generale Murchison. Chiudo. Chi è? Ah, Ridman. Mi stia bene a sentire, Ridman. Non mi interessa affatto la sua opinione. Io capisco perfettamente che rischiamo grosso, d'accordo? Ma purtroppo non ci sono altre soluzioni. E esegua subito i miei ordini. Se necessario, vada a Chambers lei stesso. Ce la faremo. Troveremo una via d'uscita. Ne sono certo. Sai benissimo che non ci sono vie d'uscita. Possiamo soltanto guadagnare tempo. Ma quanto tempo? Che ne dici? Sembra tutto tranquillo. Possiamo tentare. Vieni. Resta qui. Allora? Andiamo. Non c'è nessuno. Ma la campana? Ti ho detto che non c'è nessuno. Muoviti. Ti ricordi le leggende del Medioevo? Dicono che i demoni e i vampiri non possono entrare nella casa del Signore. Vieni, sono sicura che non corriamo nessun rischio. Finalmente, padre, abbiamo tanto bisogno di qualcuno che ci aiuti. Capitano, vuole spiegarmi che cosa succede in questo maledetto aeroporto? Dove sono gli altri ufficiali? Perché non avete risposto ai miei appelli radio? Abbiamo localizzato altri contaminati a nord oltre la tangenziale. Che cosa aspetta a intervenire? Risponda! O vuole che la deferisca alla corte marziale? Non si muova, maggiore, o sparo! Io non mi lascio ingannare. Anche lei è contaminato come tutti gli altri. Avete portato la peste e la morte! Avete distrutto la mia squadriglia. Però non riuscirete a fregare me. Non ci riuscirete! Abbassi quella pistola! Hai impazzito? Io non voglio finire come i miei compagni. Io voglio vivere! Voglio vivere!
AF3 a comando base. AF3 a comando base. Qui il maggiore Warren. L'aeroporto di Baden è stato sabotato. Non c'è possibilità di far intervenire i caccia. Chiedo ulteriori istruzioni. Un momento, maggiore. Le passo direttamente al generale Murchison. Warren, qui è Murchison. Mi ascolti bene. Tutte le comunicazioni con i comandi operativi sono interrotte. Ha capito? La variante B è saltata. Rientri subito alla base. È un ordine. La sua missione ormai non ha più senso. Ricevuto, generale. Eseguirò. Passo e chiudo. Ah, Donald. È qui per dirmi che il suo esperimento è fallito. È così, vero? Al contrario, il gas si è rivelato molto efficace. Basterà che i nostri aerei lo immettano nei loro lanciamissili. Il generale Reedman deve essere avvertito immediatamente. Donald, non esiste più aviazione. Non esiste più niente. Niente. Neanche il generale Reedman. Ma non era partito per la base di Chambers? Non è mai arrivato. L'hanno riportato qui 20 minuti fa. Che Dio abbia pietà di noi. Aspetta qui, prendiamo a bordo una persona. Sheila. Dove sei? Sheila, perché hai lasciato la porta aperta? Ti avevo detto... Mio Dio. No! No, Sheila! No! Sheila! Anne. Cerca di capire, ho dovuto ucciderlo. Sì, certo. Guarda. Proviamoci. Forse il motore funziona. Vado io. Quando ti faccio segno, raggiungimi più in fretta che puoi. Sì. Corri, svelta! Corri!
Cerchiamo di tirarli a bordo. Su, abbassati. Scusi, Maggiore, vale la pena di rischiare? Forse sono già contaminati. Fa come ti dico. Non guardare giù! Coraggio! Ancora uno sforzo! Non ce la faccio! Resisti! Non ce la faccio! Ma che cos'hai, caro? Che c'è? Niente. Niente. Ho avuto un incubo. Un sogno orribile. Ann, come ti senti? Dimmi qualcosa, stai bene? Lasciami dormire, ho tanto sonno, tesoro. Accidenti, com'è tardi. Tra un'ora devo essere all'aeroporto per l'intervista con quello scienziato nucleare, il professor Angenbeck. È un personaggio molto importante. Dirige la centrale nucleare di Stato. Chi? Il professor Angenbeck. Ma, cara, mi stai a sentire? Non è ancora arrivato. Controlla gli altri settori di parcheggio. Subito. Ehi Willy, vieni, c'è una traccia non identificata. Qui torre di controllo, qualificarsi. Può darsi che abbiano la radio in avaria. Scende di quota e sembra decisa ad atterrare sulla 25. Sgombra la pista e dichiara subito l'emergenza. Ma che diavolo sta succedendo? Non ci capisco niente. Andiamo a vedere. Allora? Non risponde nessuno. In nome della legge, aprite i portelli. Ripeto, in nome della legge, aprite i portelli.